Padova Urbs Picta, patrimonio UNESCO dell'umanità, c'è un investimento ulteriore da parte del Ministero. È dal 1993 che le statue alle mie spalle, questo trittico opera di Giovanni Pisano, così come la statua di Enrico Scrovegni pregante, il cavaliere dell'arena, non venivano manutenute in modo organico, a parte qualche piccola spolveratura. Il progetto prevede invece un intervento di lungo periodo con analisi, indagini di tipo multispettrale. Hanno già provveduto ad una modellazione 3D che permetterà di analizzare in profondità anche le tecniche costruttive di Giovanni Pisano. Un restauro straordinario che verrà realizzato grazie alla collaborazione del Ministero dei Beni Culturali, dei lavori rimandati per troppo e che ora permetteranno di riscoprire le statue di Giovanni Pisano. Non dobbiamo mai dimenticarci che qui non c'è solo il grande Giotto, c'è un altro gigante che è appunto Giovanni Pisano. La scultura, nella fine del 200, anticipa e prefigura la rivoluzione giottesca. Queste meravigliose opere, che è un unicum di Giovanni Pisano, arrivano qui via nave, in via fluviale, e immaginiamo che le mani, perché erano molto delicate, durante il viaggio le abbia finite qui Giovanni Pisano. Quindi immaginiamo questo dialogo serrato tra questi due giganti. Opere che nel complesso della Cappella degli Scrovegni dialogano con gli affreschi di Giotto. Ma è evidente una cosa, qui c'è una grande innovazione. La Madonna non ha nulla di ieratico, ma è una madre che guarda suo figlio negli occhi. Guardate come la lezione di Giovanni Pisano viene recepita da Giotto, che nella scena topica del bacio di Giuda cambia l'iconografia. Cristo non guarda verso lo spettatore, ma guarda direttamente negli occhi Giuda. È un uomo che guarda l'amico che lo sta tradendo. Ma non c'è solo questo, il dado giottesco, ovvero vizi e virtù, sono delle false statue dipinte da Giotto dentro finte nicchie. Ancora un dialogo serrato con Giovanni Pisano, ma anche il suo superamento.